Buongiorno a tutti. L'obiettivo di questo lavoro è la realizzazione di un'architettura di controllo vincolato, che possa risultare ottimale in applicazioni di robotica collaborativa. Gli ambienti di lavoro condivisi fra uomo e robot stanno infatti diventando una componente sempre più prominente nel paradigma lavorativo dell'industria 4.0. L'elevata dinamicità che caratterizza questi scenari pone nuove sfide e vincoli nella realizzazione di un'applicazione robotica dedicata ad esse. In particolare, è necessario che il robot sia in grado di adattare in tempo reale il suo comportamento per far fronte alle continue variazioni delle sue condizioni operative. Nello specifico, il comportamento di un robot dipende contemporaneamente sia dal modello che si sceglie per l'interazione, sia dai vincoli ai quali esso è soggetto, che possono essere fortemente variabili nel tempo, soprattutto in applicazioni collaborative. Una strategia genericamente utilizzata nei controlli di interazione è il controllo di ammittenza. Grazie ad essa si impone al robot di imitare una desiderata dinamica fisica, come ad esempio il sistema massa-molla smorzatore. Infatti, le dinamiche fisiche sono di per loro natura passive, ossia non producono energia interna nel tempo, consentendo quindi di garantire un'interazione robusta e stabile con l'ambiente. Un forte limite, tuttavia, del controllo di ammittenza è l'impossibilità di variare i parametri di interazione in tempo reale. Questo, infatti, renderebbe il sistema di controllo ibrido, portando quindi alla perdita della passività e all'implementazione di un'interazione instabile. È possibile, tuttavia, sfruttare le energy tanks, vale a dire serbatoi di energia, all'interno dei quali l'energia di controllo del sistema viene raccolta per implementare un controllo di emittenza a parametri di tempo varianti e garantire, al tempo stesso, la passività del sistema complessivo. La passività del controllore può infatti essere formulata come un vincolo da soddisfare, sfruttando appunto l'energy tanks, ed essere quindi inserita all'interno di un problema di ottimizzazione, nello specifico un problema convesso, quindi computazionalmente veloce. Allo stesso modo, possiamo inserire vari task o compiti che il robot deve svolgere all'interno dello stesso problema di ottimizzazione, sfruttando le control barrier functions. Queste funzioni vincolano dinamicamente il sistema a restare in una determinata regione dello spazio operativo. Tale regione può essere progettata per risultare nell'implementazione di un dato task, come per esempio la sicurezza dell'utente. Inserendo questi vincoli nel problema, la soluzione generata produrrà direttamente l'input di controllo da applicare al robot, al fine di soddisfare contemporaneamente tutte le condizioni imposte. L'architettura finale, ottenuta, unisce quindi le energy tanks e le control barrier function in un solo e unico problema di ottimizzazione. Ciò consente di garantire simultaneamente la passività dell'interazione da un lato e l'esecuzione di un set di task dall'altro. Inoltre, la complessità del problema garantisce elevate velocità computazionali. L'architettura sviluppata consente infine di massimizzare la flessibilità dell'applicazione, rendendola ideale per scenari di robotica collaborativa, nei quali questa è una richiesta. Vediamo ora la validazione sperimentale dell'architettura. In un primo esperimento, il robot deve raggiungere un determinato goal, evitare limiti di giunto e implementare una dinamica di emittenza. Come si può vedere, affinché man mano che il robot si avvicina al suo goal, la control barrier function dedicata raggiunge lo 0. Qualora l'operatore interagisse con il robot, la sua forza è mostrata in rosso, esso utilizza la sua dinamica di emittenza per muoversi nello spazio, per poi tornare al goal una volta che l'interazione sia cessata. Nel grafico sottostante trovate invece le control barrier function dedicate ai limiti di giunto. Un secondo esperimento ha visto l'implementazione di una control barrier function per la safety, nel quale il robot doveva raggiungere il medesimo goal precedente e al tempo stesso evitare un ostacolo dinamico che si muoveva all'interno della scena. Come si può vedere, in magenta la distanza minima fra il robot e l'ostacolo, e qualora la distanza effettiva, quella rossa, fra l'ostacolo e il manipolatore raggiungesse tale valore, la control barrier function della safety entrerà in funzione e sposterà il robot da una regione pericolosa, garantendo quindi la sicurezza di tutte le parti coinvolte. Infine, un terzo esperimento verifica l'implementazione di una emittenza a tempo variante in modo passivo. Come si può vedere, man mano che l'operatore dirige il manipolatore verso un ostacolo mobile nella scena, un potenziale repulsivo tempo variante farà sì che questo si allontani dalla zona pericolosa, dando un feedback all'operatore e al tempo stesso garantendo la passività dell'interazione. Come si può vedere infatti, l'energia del tank in blu non va mai al di sotto di una certa soglia inferiore e questo è sufficiente a garantire le condizioni di passività. La presentazione si conclude qui, vi ringrazio per l'attenzione e rimango disponibile per eventuali domande o dubbi. Grazie.